Buongiorno bellezza, stai aspettando le tue papine? Le tue... intanto controlli la gente che passa, le tue papine buone? Ah, le papine, le pappe di Amy. Ah sì, quando dico pappe di Amy parte la coda. Ah, che spolvera il codino che spolvera per terra. Cara. Ah, pappe di Amy, uno dice, ah che bel gesto d'amore, di condivisione, no? Preparargli le pappe ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera. No! È una rottura dei coglioni! Però per il mio CP questo è d'altro, ovviamente, cioè proprio ovvio. Oh guarda, che bella fidanzata mattutina. Buongiorno signora fidanzata mattutina. Hai freddolino? Ti ho detto io che era ingiassato, porca di quella miseria. Ma sta attento col cane fuori che te lo uccidono perché pensa sia una bestia Ah sì, perché ci sono i cacciatori in Italia. Ah, di prima mattina, e comunque ragazzo, prima mattina 8 e qualcosa, testimone Alessia, cioè no, che di solito prima mattina era... prima ci hai svegliato, anziano! La prima mattina di solito era alle 11, così adesso no, alle 8, capito? Quel fuso orario. E quanta impazienza, questi cani golosoni questi cani, mannaggia. Da, ragnatelle di prima mattina e buongiorno Italia. Ormai è il menù fisso delle puntine del mondo, fette biscottate e ragnatelle di prima mattina. Che dolce visione di prima mattina. Ah, che coincidenza, guarda, è Alessia. Oh, ciao amore mio, come stai? Allora, ciclisti di prima mattina. A parte che anch'io ieri, è vero, no, dopo pranzo, non di prima mattina, dice Alessia. Mi vieni qui. Da che parte? Se vuoi andare di là, ma scusa, è qua, se noi andiamo qua non ci arriviamo? No, giusto per capire quanto soffre Singalo, vedi la camminata ai 200 all'ora dell'Alessia, guarda, perfino il cane va via trotterellando, vedi che non sta camminando il cane, vedi, fa tutto perché non gli sta dietro. Poi Singalo ai 200 all'ora, così di prima mattina, avrei tutti i camper che vanno via. Cartago, Daskei, Croazia e là in fondissimo un mansardato. Un Laika, occhio se non è un Laika Italia, si accettano scommesse. No, c'era scritto Carioca, perché ho detto Laika? Boh. Amore, mi hai aspettato? E scodinsoli anche, guarda come scodinsola questo bel CP. Sei un CP molto gentile, sei molto gentile, sì, bello, sto c'hai pai. Visto? Il cavallo, hai visto? Che ti piace tanto il cavallo? Ma sì, guarda il cavallo. Che non usa... Quando mi viene vicino fa finta di niente e gira lo sguardo, guardala. Non finta di niente. Non lo so, pagliaccio di cane, occhio. Guarda che roba. E te fai tanto la figa, poi quando gli animali grandi ti vengono vicino, finta di niente, guardo di là, guardo di qua. Andiamo da cavallo. Dritti. Da cavallo proprio, cavallo, esatto, neanche fa la posta. Le tipe sono un po' come me quando parcheggio davanti al cartello di divieto ingresso camper. Là c'è scritto divieto cavallo e loro sono passate. Grande ragazze, grande. Probabilmente faranno parte del gruppo cavalliste abusive IEAR. Ciao, i dottori della fisioterapista dicono di fare attività fisica. Cazzo, faccio attività fisica, mi devasto, mi suicidio. Come la camminata d'anziano? Come tirate i muscoli e qui sei là tutto così con le braccia dietro come i vecchi. No, le braccia dietro. La camminata molleggiante da teenager. No. Tutto da Fonzi. Tale cane, tale padrone, anche lei indietro che praticamente si fa tirare. Adesso non vale, gli ha dato il doping del gatto, gli ha detto gatto. Le ha mentito con la falsità. Italia, per la curiosità di alcuni, sei sempre con la GoPro 8 Black e il GoPro Media Mode senza il microfonino, cioè con il suo microfonino, perché devo ancora montare i video che avevo girato con la GoPro e il Media Mode, in quanto appunto mi era partito l'hard disk. I video contenuti nell'hard disk, quindi anche quelli strafighi della Puglia, ce li ha ancora, cioè no, devono ancora partire, a dire la verità, sì, devono ancora partire, devo ancora passare il corriere per prenderlo e portarlo nella casa madre. No, è un buon odore, misto natura, misto cacca di cavallo, misto smog delle macchine che passano. È vero, anche qua è passato cavallo, dici che sia... Questa sì, è cavallo. Sono già sufficientemente stanco perché
tieni conto, sarebbero solo 2 chilometri andata. Caro il mio cane che mi aspetta. Amore che mi aspetti, amore, cara. Proprio il mio cane, cara del Signore. Però da prima mattina appena svegliati 2 chilometri, insomma, deve tempo. Il mio cane, lui balla a ritmo guepa. E anche questa piantina con le bacche balla a ritmo guepa. E il camper in fondo, non lo so se balla a ritmo guepa. No, i tedeschi, noi balla a ritmo guepa i tedeschi. Occhio che gentile il mio cane, a parte starmi a fianco. Ogni tanto magari fa l'acceleratina. Vediamo se lo rifà ancora. Poi si frena e mi aspetta. Però no, vedi, è timida. No, quando viene ripresa non fa più le cose. Ah, eccola quella là che avevo spento la telecamera. Eccola là, guarda, tu. Dopo si ferma e mi aspetta. Vedi? Caro, questo CP. Molto gentile questo CP. Avrai ben capito in questi giorni che se vuoi venire anche tu in Brusa a fare tutte le cose wild che ha fatto Singano, è chiaro che una mountain bike è d'obbligo. Sì, dove vai senza mountain bike? L'ho sempre detto, cioè, in camper senza mountain bike dove vai? Cosa fai? Quanti sei? Un fiorino. Cara, è sempre di compagnia, lei sa, guarda, la vedi a quel puntino in fondo. Questo perché c'è il CP, perché altrimenti quando io vado in giro con Alessia io ho o lo skate elettrico o i rollerblade o la bicicletta, hai capito? Per riuscire a starle dietro al suo passo. Ho fatto il reso allo skate elettrico che ormai era andato, solo che niente, non trovo un altro skate che mi piace. L'unico che mi piace è veramente tanto, è molto potente, doppio motore, tutto quanto, non è spedito da Amazon, che significa che non hai la garanzia di Amazon dei 2 anni. Tu sai che certe cose, tipo gli skate elettrici, se li usi tutti i giorni col cavolo che ti durano 2 anni. Tipo quello che ho preso io è durato 1 anno, ma già me l'aspettavo. Le ruote completamente distrutte e non esistono ricambi, e la batteria non durava più niente, e ogni tanto qualche difettino del motore, diciamo, tipo degli stop e cose del genere. Sei andata a trovare Alessia, cane traditrice? Ah, Ho fatto le ragnatele, da gentile. quanto tempo ci sono stata aspettando? Ah, grazie, molto gentile. Oh, Italia, guarda. Fermo, Guarda qua già, per carità, i camper possono aver fatto la notte qui, ma guarda già macchine di primissima mattina. Cioè, vedi, questo era il lavoro che dovevo fare io. Quello del parcheggio. No, è vero, automatizzato. No, c'è la signorina. No, ma vedi che c'è la sbarra lì. Sì, ma la sbarra decidono loro quando alzarla. Forse la sbarra c'è per la notte. Esatto, dopo le 8 la chiudono, perché una volta si faceva la furbata, entravi alla sera tardi e andavi via la sera tardi, capito? Pagamento fino al 31 ottobre, 31/10, quindi mi sa che il raduno qui salta, lo faremo da qualche altra parte. Adesso sento i ragazzi. Guarda. Un albero sradicato che si è caduto per... No, secondo me sì, ok, il vento, ma era già marcio di suo. Minchia che traffico, sono di essere a Jesolo qua, che roba, porca miseria. Però di là vedi, inizia già a non esserci. No, ritiro, c'è gente anche di là. Le Mer. Ah, c'è gente dentro le Mer, guarda là. Sì, c'è gente dentro le Mer che sta nuotando di prima mattina. Cosa hai visto, Annie? Il signore che è andato in acqua, vuoi andare anche tu come il signore? Ma Alessia ha detto di no, io sì te l'hai lanciata in acqua, se proprio te l'hai presa e lanciata, ma poteri superiori qua dicono, Ma sì, quel profumo di salsedine lo sentirai per tutto il tempo dentro ai camper e oltre. Guarda Italia, la città che forse vedi in fondo, quella è Caorle, la famosa Caorle, è apparsa in qualche video vecchio, sì, dove avevo provato a fare il bagno, no? E l'acqua era praticamente che non vedevi a 1 centimetro di distanza, che ero andato sotto con la GoPro. Mentre di là c'è Bibione no, credo che non è mai apparso nei video delle puntine, ci sono stato tante volte, sia Lignano che a Bibione, però in video, forse Lignano nei video, sai, sì, Coscarosso, sì, Lignano sì, Bibione no. Guarda il mio CP dov'è? Qua deve essere il mio CP. Non potrò dimenticar il CP in riva al mar. CPissimo. A 2 passi dal mare. Com'è dolce sentirti cipitato con me. Cipitissimo.
Guarda il cartello con gli animali, la pineta, il boschetto, ah ecco qua, vedi, vedi, che ti dicono, vieni Spi, guarda, vedi, che ti dicono attenti al vipero. A parte quella anche qua c'è pieno dei serpenti e delle bisse dappertutto, altro che bisse nere, qua vengono proprio vipere, Non c'è il bagnino. Non c'è il bagnino, Biela? Guarda che riprese che ti faccio, riprese moderne, che giro attorno, guarda, guarda, guarda che scingano moderno, guarda. Ah, boh, mi gira la testa. Stronzetta, come mi annego 1,60 m? Vai mona, sono 1,70 m. Ah beh sì, la bocca è più su. 1,70 con le baffe. 1,72 m. Stasera ti misuro io col centimetro. Sai cosa devi misurarmi? Per sommarlo all'altezza? No, no, sì, figata. Adesso dicevo, ma dov'è la motrice? Sai, tutto, vedi? Sto dritto piatto, ha fatto una prima cacciata sul muro. Che figata, vedi, questo cazzo c'è dritto, porca miseria, vedi, il Mercedes anche quello. Sì, non dico che volevo pulmin così, però insomma una via di mezzo. Però lui se vuole il gelato basta che allunghi il braccio a destra. Guarda che hai a terra, come si chiamano? Piedini. Esatto. No, volevo vedere se questo, esatto, guarda, si collega e noi possiamo andare di qua col cane libero senza ansia esatto, era qua, e qua porta dove siamo noi, senza ansia per le macchine. Perfetto, ma che bello. CP, se vedi Cervi dimmelo. Cev, Dan, è diventato il posto dei camper, forse per colpa di quel folpo là dei puntini del mondo che mette tutti i posticini tattici e dopo tutti i camper va là. CP, stanno usando, però che è molto rilassante, che è, guarda il merdone del cavallo, non usalo. Guarda dove ti porto, cioè in questi posti puoi esprimere anche tu la vastità, no? Cioè, capisci? Della Vagi che me ne frega. No. Bella questa. Rossingano. La prima mattina tutte ste robe. Vedi, il mio cane ha detto tanto questo qui non ce la fa, è più in là che in qua e non sopravviverà, e quindi io seguo l'altra padrona. Vedi, allora aveva accelerato verso la Lescia. Poi nel frattempo nel cammino hanno usato qualcosa, ho detto no, aspetta che segno il territorio qua. Guarda che poesia, guarda quei fiorellini. Al bar, oggi siamo al bar. Ma sì, ormai che abbiamo iniziato tutto con la GoPro, finiamo tutto con la GoPro. Allora, diciamo addio alla fighitudine. Beh, era abbastanza ficca questa, era una sella molto ficca. E benvenuta anzianitudine. Sì, questa qua mi salva il mio popone, guarda che super sollone, popone con gli ammortizzatori anche. È oscena. Tanto oscena. Vabbè, almeno non mi spaccherò più il culetto, dai, andiamo subito a provarla. Oh, mi era arrivato anche il portatelefono da bici, non lo trovo più, ho paura di averlo buttato via con l'immondizia. Mi sembra molto salvaculo questa sella, ovviamente adesso l'ho messa troppo struttina, devo metterla un po' più dritta, però niente, non riesco ad apprezzare quanto ho perso il mio portatelefono da bici e sono depresso. Boh, mi sembra una grandissima cagata quella sella. Comunque la proviamo un po' di giorni per un bel po' di giri e dopo casomai faccio il reso ad Amazon, perché non so, dei primi giri che ho fatto l'ho regolata bene sia come inclinazione che come spostamento in avanti o indietro, ma mi sembra veramente una grandissima cagata, quindi ecco, ti porto a visitare la Cavallino City, no, la Cassavio City. Tu guarda un pullman, abbiamo fatto il giro all'altra parte. Ok, la si può anche tenere, invece è venuto fuori con un'immensa cagata. Guarda, sono tutti questi guanti che ho io per la GoPro, no? Che sembrava tanto una cosa valida, in realtà la GoPro trema a 1000 e non riesce a inquadrare bene, eccetera eccetera, quindi via, reso anche di questo. Allora, prima di concludere questa puntata, o comunque di concludere le riprese di questa sera, forse tra l'altro, perché potrebbe essere che riprendo altre cacchiate, volevo scusarmi un po' con tutta Italia, isole comprese, in quanto, sì, come forse tu sai, si è sentito un enorme bestemmione in tutta Italia. Quello ero io perché mi è caduto un intero bicchiere di vino rosso nel divanetto in Alcantara. Comunque, se ti dovesse tornare utile, io distinto di pancia ho utilizzato acqua tiepida abbondante e ho strofinato
macinato bene, come nuovo, ok? Poi sono andato a leggere su internet i rimedi Alcantara, vino rosso, eccetera eccetera, e anche lì dicevano come prima cosa acqua tiepida, cioè guarda te, a volte l'istinto, cioè è una cosa pazzesca, perché non lo so, ci sono queste informazioni che ci portiamo dietro con la genetica fin dai tempi più antichi, ma nei tempi più antichi si usava a pulire il vino rosso all'Alcantara, cioè questo che non capisco. Comunque vabbè, a parte questo, cazzo stavo dicendo? Ah sì, mi sono ricordato che questa è serata single, perché domani ho un'ecografia qua a Cassaviano, quindi bravo, bravo. Sulle carotine un quintale di aglieto male non gli fa. Tralalalala. Ti dà la felicità, l'aglieto dalla felicità, tanta felicità. Ma questo voi donne non potete capirlo, che l'aglio e la cipolla, cioè sono cose proprio... Non lo so, arriverà il giorno in cui i miei ormoni cesseranno e lì, tra l'eterno quesito è meglio l'aglio e la cipolla o la vasi, io sceglierò l'aglio e la cipolla. Tiè. Italia, non sto scherzando, non puoi capire, forse molti di voi non potranno capire, ma tu prova a farti le carotine innanzitutto grattugiate fine, perché cambia tantissimo, come la pasta asciutta, cioè la pasta è sempre pasta, a parte vabbè i vari tipi di infarinature, però metti la pasta di un tipo, cioè ci sono i fusilli, le pennette, i maccheroni, gli spaghetti eccetera eccetera eccetera, ma ovviamente cioè, cambia il gusto, cambia tanto, seppur la pasta sia la stessa con la forma. Quindi carotine grattugiate fine, un filino di olio, un pochino di sale e via, vai con l'aglio granulare. Porca puttana, che buono. Anche perché non fumo, un giorno farò il video come ho smesso di fumare, giuro. Comunque non fumo da tanto, non è neanche più il desiderio assolutamente di fumare, però ho il desiderio di qualcosa e quindi mi devo deliziare col cibo. Mentre prima molti dicevano, vabbè te la spiegherò meglio, comunque vabbè tanto anticipo un pochino, molti dicevano no, di scaricare il desiderio con le caramelle eccetera eccetera. No, non è vero un cazzo, io ho voglia di fumare, avevo voglia della nicotina, cioè non è che posso scaricare sul cibo, non me ne frega niente del cibo, hai capito? Adesso che ho dimenticato completamente la nicotina, che l'ho spurgata, allora gli interessi vanno sul cibo, ok? Comunque non è quello che volevo dire, è che va che roba. Mi sono messo qua da solo, ho detto guarda che così attacco anche al generatore, sono a 1 chilometro di distanza dagli altri camper e niente, mi si sono messi vicini e vabbè, ciao a caso, attacco generatore perché devo usare il forno, per quello uso il generatore. Sì, comunque guarda, è giorno, quindi nessuno sta dormendo. Guarda che bello come parte adesso questo bellissimo generatore, guarda che bello, è il primo colpo. Oddio, forse quando ti muovi un po' meno, perché tipo sballotta il gas, non lo so, però quando sei fermo stanziale parte sempre il primo colpo. Tac, visto? No, infatti t'ho detto. Tac, vedi? Così parte di solito. Io schiaccio e boom, parte subito. Però effettivamente quando corri, prendi buche eccetera non parte al primo colpo, oppure è difficile che parta al primo colpo, ecco. Sì, però Italia è veramente silenziosissimo. Vabbè, dai. Aspetta, mi serve il combi perché è tutto congelato. C'hanno 6 minuti e passa. Boom, ciao Ian. Fame, tanta fame. Molta fame. Mi sto accorgendo che fino a qualche anno fa ero solo io che rompo i coglioni col camper qua in zona, ma adesso veramente trovo camper ovunque, cioè in tutti i parchetti, in tutti i parcheggi, cioè ci è andato tantissimo dentro. Non so, no, non credo che c'entri il discorso coronavirus, perché ho visto che la cosa è cresciuta graduatamente, hai capito? Sì, non che mi lamenti assolutamente, anzi, probabilmente essendoci più camper, soprattutto vedo camper anche di gente molto benestante, si rompe meno i coglioni ai camperisti, hai capito? Quindi, per quel che mi riguarda, meglio, decisamente meglio. Tanto l'acqua abusivamente la carico solo io, perché solo io conosco i posti in zona. Gli altri vanno tutti nei campeggi, in quelle cose là, quindi no, nessuno mi toglie nulla, anzi mi danno, sì, devo dire di sì. Sì. Anche perché vedevo tipo al parco, al Cassilis, c'era un tu che aveva, non so se è di Jesolo, però è spesso a Jesolo, comunque un tu delle puntine che aveva parcheggiato lì al parco Cassilis di Jesolo, e il custode, mi pare, adesso non ci metterei la mano nel fuoco, comunque uno diciamo dei responsabili, diciamo
uno di quelle persone che dovrebbe avere autorità in merito l'ha caldamente invitato ad andare via. Ho detto, ma guarda, è strano, cioè io sono sempre stato qui, nessuno ha mai rotto le scatole, anche perché giustamente io non rompo le scatole a nessuno, non do fastidio, non creo nulla, nessun tipo di disagio, quindi ma molto strano, insomma. Però mi ha detto che è successo così. Però questo ti può succedere appunto magari quando si è in pochi, hai capito? Ma quando si è in tanti si fa passare questa cosa del camper come una cosa normale. Ci sono le macchine, ci sono le moto, ci sono i furgoni, ci sono i camion, ci sono i camper, cioè hai capito? Il camper inizia a essere, anche perché insomma guarda, siamo in un banalissimo parcheggio di Cassavio, cioè non c'è assolutamente nulla di bello qua da vedere, cioè c'è solo il supermercato, però nonostante ciò guarda, io 1, 2, 3, 4, 5, il signore qua in parte a me fa 6 e se vogliamo contare il T4 fa 7, insomma, ecco. L'aereo no, l'aereo non c'entra un cazzo. Niente, vogliono stare tutti vicini, porca troia, ci sono chilometri di spazio di là. Vabbè, che te devo dire?